Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, Marina di Porto Levante, a Porto Levante, frazione di Portoviro, 530 posti barca a 2 passi dall'isola Cavallari. Andiamo subito alle notizie. Cominciamo dal Gazzettino, prima pagina Gazzettino Nazionale, naturalmente notizie sull'insediamento del governo Draghi, la ricostruzione di Draghi. Al Senato la prima fiducia con 262 sì e 40 contrari. Le priorità dalla pandemia al lavoro e alle riforme. Come nel dopoguerra, l'appello del neo premier, l'unità è un dovere. Andiamo alla pagina di Rovigo, sempre per il Gazzettino. Vaccinazioni, 1 su 4 non si è presentato. L'ULSS sta verificando le ragioni delle defezioni tra gli ottantenni chiamati per la campagna vaccinale. Il direttore Compostella: convocheremo tutti di nuovo. In ogni caso, i controlli sui sistemi di spedizione tramite Postel hanno confermato l'avvenuto recapito. E sempre sull'argomento pandemia, insegnanti e bidelli, si parte dal 1 marzo con le scuole di infanzia. Vaccinazioni pomeridiane nei centri più vicini alla sede dell'istituto. 7 su 10 avranno il siero AstraZeneca. Il personale della scuola, docenti e ausiliari, dovrà registrarsi sul portale dell'azienda ULSS 5. E andando sul bollettino dell'epidemia, primo giorno ieri senza decessi dopo mesi. Buona notizia. Purtroppo col coronavirus non è solo la salute in primo piano, ma anche l'economia. Con il Covid, occupazione a picco. Allarmano i dati sul mercato del lavoro a livello regionale. Persi 13.000 posti e in Polesine la flessione è del 15%. I sindacati mettono l'accento sui nodi di crisi, Socoterm su tutti, perplessità intorno alla pianificazione per la ZLS. Delta, i rifiuti del Po pagati dai polesani. È la denuncia degli attivisti di Plastic Free che raccolgono con i loro volontari ingenti quantità di materiali sulle sponde. I costi per lo smaltimento infatti ricadono sulla Tari versata localmente, ma sono scarti di tutte le regioni del nord. Lendinara preso con 39 kg di marijuana, cinese di 45 anni sorpreso dai carabinieri. Nel furgone i sacchi di plastica con la droga, l'uomo fermato perché guidava in modo maldestro. Lo stupefacente era già pronto per il mercato. Sport, calcio, straordinario Delta. Ha liquidato il Bolzano con un secco 2-0 nella prima gara di recupero delle 9 che sono da giocare. 2 reti nel primo tempo e 3 punti incassati. I biancazzurri mettono in mostra grinta e fiato. Adria Show, il rally fatto nell'autodromo adriese, luci e ombre per i piloti polesani. In ogni caso sul podio, che sa di vittoria, il tagliolese Eros Finotti con Peugeot 208 con il clodiense Nicola Doria. Purtroppo beffatto nel finale Michele Mancin, altro pilota di Rivà. Dalla voce di Rovigo, pesca, voto sui diritti, nessun reato. L'esposto della provincia non convince la procura, che domanda l'archiviazione del fascicolo. All'indomani del voto ribelle col quale un gruppo di consiglieri, messo in minoranza il presidente Ivan Dallara, aveva proposto e visto approvato l'affidamento dei diritti esclusivi di pesca al Consorzio Cooperativa Pescatori del Polesine di Scardovari per 15 anni. Chiudiamo con la BRT SRL, nota azienda di trasporti, è stata infatti indicata come esempio di progetti di investimento nel settore logistica. La prestigiosa casa editrice Golfarelli ha selezionato BRT per il numero di report logistica, in uscita in questi giorni, allegato ad importanti giornali di tiratura nazionale, tra cui ad esempio Il Giornale. Complimenti agli amici della BRT SRL. Grazie per i vostri ascolti, come sempre vi ricordiamo che siamo alle 11.50 e alle ore 14 su Radio Diva nelle frequenze di 94 e 100 e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!